Allora rieccoci, Sindaco, abbiamo visto il suo collega politico anche, No, insomma, collega, sì. anche lui l'erba... Anche lui ha il problema dell'erba, come ce l'ho io. Al di là di fare i complimenti, perché a me sono simpaticissimi, visti più volte in teatro, per cui sono molto bravi, sono colleghi politici. Devo dire che l'erba, Ma ci allacciamo, abbiamo tante cose importanti, però ovviamente l'erba, allacciamo al... io cerco di spiegare una volta per tutte il problema dell'erba. Allora, quando siamo arrivati come amministrazione comunale, il settore verde non esisteva, primo. Secondo, era stato passato ad altri settori, è stato smembrato dall'amministrazione precedente. Secondo punto, il commissario, senza non togliere nulla, non aveva fatto gli appalti per lo sfalcio. E parlo questo di giugno, non ieri. Sto solo dicendo che purtroppo anche a giugno siamo partiti non bene, c'è stato qualche problema. Poi abbiamo avuto la sfortuna di quei 2 giorni, 3 giorni di fortunale, abbiamo avuto danni per 2 milioni e mezzo, 960 piante abbattute, stiamo ancora raccogliendo adesso. Abbiamo avuto un'estate molto piovosa e si è alternato pioggia con caldo, anche in questi giorni, 2 giorni di pioggia, dopo comincia il caldo, fa crescere l'erba in maniera incredibile. Da 8 tagli andremo a 11-12, stiamo continuando a tagliare. Non solo, tutti i comuni limitrofi hanno avuto lo stesso problema, di conseguenza c'è la caccia a chi taglia l'erba, alle cooperative che tagliano l'erba. Per cui io ho detto, è vero, siamo in difficoltà, siamo già partiti con i tagli ulteriori. Ho detto, entro il 15-20 settembre mi auguro e spero, se non continua, basta che non continui a piovere e a fare caldo, se no diventa un problema veramente. Penso che la città sarà a posto, in particolare i cigli erbosi, i parchi. Però, certo, però fare l'avvocato del diavolo, Sindaco. Vorrei finire. Abbiamo un altro grosso problema che stiamo sviluppando in questi giorni, il cosiddetto verde indesiderato. Vuol dire tutto il verde che si vede nei marciapiedi, in centro, dappertutto. Da quest'anno la Comunità Europea ha vietato i diserbanti per motivi di inquinamento. Di conseguenza, oggi è permesso solo meccanicamente, cioè vuol dire strappare l'erba a mano. Voi capite che a Padova diventa un po' difficile questa situazione, ma io non so se avranno giustificazioni. Sto dicendo, sicuramente, e ho chiesto già, ho detto già una volta, ho detto portate pazienza, chiediamo scusa, il sottoscritto, l'assessore, tutta la macchina comunale. Qualcosa abbiamo sbagliato sicuramente, non sto dicendo che siamo immuni da colpe, vediamo di rimediare. Un dirigente nuovo molto bravo, è appena arrivato da 2 mesi, sta portando il suo apporto in termini di esperienza. Entro fine settembre-ottobre faremo già il piano del prossimo anno, in modo da essere preparati. Il prossimo anno non può accadere questo e me ne rendo responsabile Sì, direttamente. l'opposizione tra l'altro ha contestato perché ha fatto vedere che avevate dei contratti in essere appunto per quanto riguarda lo sfalcio dell'erba e poi questi non sono stati fatti. Proprio oggi un consigliere dell'opposizione ha posto sulle pagine Facebook proprio questo ragionamento, che la responsabilità dell'erba alta, al di là del tempo, no, ce l'ha il comune per propria negligenza. Era questo che praticamente ha fatto capire, ha fatto vedere l'opposizione. Io adesso non riesco, però una considerazione mi permette, Sindaco, che deve fare. Lei giustamente difende, come magari è giusto che sia, tutti i suoi assessori sono intoccabili, però diciamo che l'erba così alta a Padova non si è mai vista nella storia di Padova. Lei è un Sono cittadino 25 anni che padovano, non succede questo caldo sì, con questa pioggia, anche però questo. sono ormai quasi alberi cresciuti, voglio dire, Sindaco, ha Erba capito? alta, è Quindi... vero. Ricordo il danno che abbiamo avuto in termini di piante battute. Quando tiriamo su le piante, gli alberi, sono più o meno le stesse persone, facevamo una cosa, facevamo l'altra. La macchina amministrativa comunale non è così veloce nel prendere decisioni. Quali stava delle immagini? Ma sì, non ho ombra, questo è verde indesiderato, questa è un'altra cosa. E c'è il problema dell'inquinamento. Ma non sto legando che non c'è il problema, c'è. Spero che sia risolto entro il 15-20 settembre, me ne assumo le responsabilità, l'ho No, già ha detto detto. che è risolto entro il 20, lei, 15-20. Sì, ho detto che sarà risolto entro il 15-20 settembre, testuale, 15-20. Certo. Mi auguro che sia risolto. No, lo sa perché le faccio questa domanda, Sindaco, e poi mi dicono che io la difendo, perché lei è uno, conoscendolo da molto tempo, che è uno molto pratico, pragmatico, cioè lei è un imprenditore dove quando dice fa.
Invece, come più volte ripete lei, in questo lavoro, nel fare il lavoro da sindaco e da politico e da amministratore, la burocrazia non permette di fare tutto quello che si vorrebbe in tempi brevi. Questo non è un bel vantaggio, insomma, È perché uno svantaggio enorme in tempi. per quello le dico il 15, il 20, perché lei dà una data che sicuramente dentro di lei, molto probabilmente sarebbe conoscendola anche prima, però poi magari non succederà così e Io mi quindi... auguro che succeda, stiamo facendo il massimo. Devo dire un'altra cosa, io ho rispetto per i soldi, per gli investimenti che il Comune fa. È chiaro che intenzionalmente con budget di previsione abbiamo messo una certa cifra. A un certo punto ci siamo trovati spiazzati perché la cifra era superiore a quella richiesta. Infatti abbiamo stanziato qualcosa come quasi 300.000 euro ulteriori. Per me sarebbe estremamente facile dire all'inizio mettiamo soldi, non c'è problema, facciamo... però io rispetto dei soldi dei cittadini che danno a me e all'amministrazione da gestire, ho molto rispetto, per cui cerco di... mica li butta via, cioè cosa c'entra? La logica, quando uno mette i soldi in un settore, può essere che magari il settore esageri nell'utilizzo, sto dicendo questo, per cui non sto dicendo che in questo caso è successo, anzi è successo esattamente l'opposto. Cerco di essere più oculato e rispettoso dei soldi dei cittadini. È stato sbagliato? Sì, è stato sbagliato. Senta, vedendo qui vicino, se lei ha occasione, poi uscendo da questi studi, avrà l'occasione che da vedere proprio nella rotonda vicino ai Vigili del Fuoco, ci sono ancora alberi per terra, quando verranno più o meno rimossi, perché è passato molto tempo, e vedere questi alberi lì è anche brutto vedere. Sono tutte cose appaltate, l'ho visto anch'io. Proprio l'altro giorno ho visto uno con il mio assistente qua vicino, sono alberi grossi che hanno bisogno di attrezzature particolari per essere recuperati, sono quasi 1000 alberi, ripeto, 1000 alberi. No, capisco, la situazione... È una situazione pesante che stiamo ancora cercando di mettere rimedio. Mi auguro, spero, entro il 15-20 di metterla a posto. Vediamo, no, certo, vediamo se sarà così. Se noi facciamo il nodo al fazzoletto come striscia la notizia e poi Certamente. verificheremo e vedremo. Senta, prima di andare nel piano, un'altra cosa, perché è stato prima della missione, la ZTL. È un problema la ZTL. Prima dicono facciamo la ZTL, poi la contestazione dei commercianti. ZTL, allora, è impensabile andare avanti come prima, con un parcheggio selvaggio totale nelle piazze. Piazza del Duomo, Piazza Capitanato, dappertutto. Allora, i residenti si arrabbiano, giustamente. Quando arrivano a casa non hanno posto per parcheggiare. Bisogna pensare che Padova è piccola. Allora, è impensabile pensare oggi di dire facciamo sì che libero tutti, come prima. Bastava dire, nelle situazioni prima, non occorreva cambiare nulla, bastava dare le multe. Dopo viene fuori che è azione repressiva, il comune vuole fare cassa qui con gli abitanti e via dicendo, ma non è possibile pensare a queste cose. Allora, noi abbiamo fatto, l'ho fatto io personalmente con l'assessore Bressa, con il vice sindaco Lorenzoni, abbiamo fatto incontri con i cittadini, con le associazioni di categoria, con l'APE, con l'ASCOM, con tutti, dicendo questi sono i problemi. Con i trasportatori stessi, abbiamo il centro invaso dai camioncini per l'e-commerce, tutte queste cose. Ho detto, cerchiamo di mettere delle regole. Può essere che abbiamo sbagliato qualcosa, per carità, lo vedremo a fine settembre, ottobre, facciamo un altro punto della situazione, può essere che ci siano errori. Però Padova è una città bellissima, non può essere che davanti al Duomo sia parcheggio in terza fila. Non può essere che in piazza Capitanato sia macchine uno sopra l'altro. No, ha ragione, sono d'accordo. Però il problema non sono nemmeno i parcheggi. Bisogna trovare... Allora i parcheggi un po'... sindaco. Ma con questo non vuol dire permettere il parcheggio in centro D'accordo, storico. è vero, Allora, è un po' vero. alla volta bisogna sistemare il problema dei parcheggi, degli autobus, delle infrastrutture, un po' alla volta. Noi dobbiamo fare uno sforzo collettivo. È impossibile pensare che tutti quanti arrivino davanti al bar, davanti al ristorante, davanti al negozio con la macchina. È finita questa cosa qua. Cerco di fare l'avvocato al diavolo, signor Miscuri. Lei ha ragione. Nel concetto di Padova è una città così come lo è Verona, come ci sono molte città italiane che hanno, essendo medievali, hanno la viabilità della città di Padova. Però si vede che nei panni, e lei lo è da un commerciante, e dice io perdo 2-3 mila euro alla settimana, 2.000 euro al giorno, quello che perdono, per via della chiusura delle macchine alla domenica e via discorrendo. E dice, a me può stare anche bene che il sindaco chiuda per il motivo che ha già spiegato, però dice almeno
che faccia fuori dei parcheggi o dei servizi in modo tale che la gente venga. Lei invece dice io chiudo perché bisogna chiudere e ha ragione, però nello stesso tempo non è riuscito a organizzare e a creare dei parcheggi per far sì che sostituiscano i parcheggi centrali. E il commerciante cosa gli dice? Allora, sono due concetti. Che qualcuno venga a dirmi che oggi il piazzale Boschetti è pieno, non è vero. Ci sono due garage importanti, il silo a fianco al piazzale Boschetti e piazzale Boschetti. La gente non vuole nemmeno fare i 100-200 metri. Questo è sicuro. Per cui bisogna abituarsi a fare 2 passi a piedi. Noi faremo anche la Prandina. 1 anno e mezzo, penso ci voglia non meno, per essere attivi sulla Prandina. Bisogna prima demolire via Due Anelli, bisogna bonificarla, fare il cambio col demanio. Secondo me 1 anno e mezzo ci vuole fare il parcheggio. Eccolo, guardi, questo è piazzale Boschetti. Non è pieno, non è pieno. No, è vero. È vero, basta, sono 200 metri, il posto più vicino di Padova. Bisogna che entrino anche no, nella gente, no, bisogna pensare, bisogna cominciare a dire voglio rispettare la mia città. Non posso accettare, il cittadino non sottoscritto, la città non è mia, è di tutti. Bisogna pensare di dire perché devo parcheggiare in doppia terza fila per non fare 100 metri, 200 metri. Non è possibile pensare in questa maniera. Padova non ha i parcheggi sotterranei, è vero, non ce li ha. A suo tempo qualcuno li ha fatti, Padova non li ha fatti, ma so che scavando 1 metro a Padova si trova prima la parte romana e dopo la parte etrusca, non è fattibile. Per cui vediamo un po' alla volta di risolvere i problemi. Abbiamo risolto con i trasporti urbani, li abbiamo migliorati, cercheremo di fare ulteriormente qualcosa, però 2 passi non fanno male. Avremo la Prandina. Quando ho detto ai commercianti o qualche altro, qualche amico, avremo la Prandina, sono 500 metri, 500 metri, vogliamo scherzare. Al di là che sarà rivitalizzato quando ci sarà questo parcheggio, sarà rivitalizzato tutto Corso Milano, che attualmente in termini commerciali è in difficoltà, perché è tagliato fuori, ma quando ci sarà quel parcheggio lì significa che tutto Corso Milano sarà migliorato sotto l'aspetto estetico e prenderà vita perché chi parcheggerà verso il centro vuol dire che si anima. C'è anche una bella zona come il Verdi, insomma il teatro. Abbiamo dei posti splendidi. Qualcuno dice non va bene. No, io lo so cosa, ascolta, però avrei prima aperto i parcheggi e poi chiuso il centro. Sì. Nel frattempo diamo multe? No, nel frattempo qualcuno deve sempre dirmi la soluzione alternativa. Va bene, cosa dico agli abitanti del centro quando vanno a casa e non hanno il parcheggio? Cosa dico? Quello che dice no, fermo, cosa dico? Pazienza. Cosa dico quando ci sono rumori in centro? Portiamo pazienza. Gli abitanti del centro non sono d'accordo bisogna far sì che i residenti del centro, i baristi, i ristoratori, i commercianti, bisogna trovare il sistema che vanno leggermente, tutti d'accordo, non c'è soluzione alternativa. O andiamo tutti d'accordo, ognuno fa un piccolo passo indietro, o se no devo permettere che parcheggio in centro, non è un problema, parcheggiamo in centro e dopo gli altri. Cioè, ognuno deve avere rispetto degli altri. O cominciamo con questa logica qua del rispetto reciproco e non dell'egoismo. Uno vuole il silenzio assoluto, l'altro non vuole che ci sia silenzio assoluto perché sennò non funziona più il bar e il ristorante. Un po' alla volta, un po' di buon senso. Qualcuno deve dirmi, questa è l'idea mia geniale. Uno mi dice l'idea geniale per risolvere tutti i problemi, in questo caso, allora dico, non è un problema mio, sei tu che vuoi voluto fare il sindaco. Signor Sindaco, io cerco di fare l'avvocato al diavolo. Certo. Allora tutti parcheggiano in piazzale Boschetti? Perché non ci sono altri parcheggi? C'è solo quello, mi sembra. Il silo, all'ora. Piazzale Boschetti, però certo. Tutti devono parcheggiare lì. E dopo tra 1 anno e mezzo sarà la Prandina. Cerchiamo di far presto. Perché nemmeno il Prato della Valle i parcheggi sono... Il Prato della Valle tra poco saranno finiti anche quelli, ma anche quelli bisogna camminare. E difatti la gente non fa fatica a camminare. È un problema, un po' alla volta, io sono convinto che c'è un po' di educazione. Ci vuole del tempo, dice. Bisogna abituarsi a queste cose. Quando sarà ottobre, Euro 3 non è più possibile circolare, Euro 3. E se sforiamo 5 volte con l'inquinamento, c'è a disposizione regionale, non del comune, Euro 4 basta. 80.000 auto non possono più circolare. Cosa diranno? È colpa del sindaco, colpa della regione, però d'altronde tutti si arrabbiano con l'inquinamento. Dicono il Padova è la città più inquinata, terza città più inquinata d'Italia. Cioè,
o vogliamo l'inquinamento o non vogliamo l'inquinamento, o facciamo in maniera tale che i mezzi pubblici funzionino bene e stiamo sforzandoci di far sì che funzionino. Però il trasporto urbano è a carico della Regione, che a sua volta è finanziato dallo Stato. Non è che il Comune possa fare queste operazioni qua. E stiamo andando abbastanza bene. Adesso è stato approvato il tram, speriamo che a breve venga firmato entro l'anno l'accordo di programma col Ministero, cominceremo i lavori, ma io penso se siamo bravissimi con i tempi che abbiamo per fare questa roba qua, appalti, gare, corsi, è una cosa incredibile. Forse in questa amministrazione festeggeremo l'apertura del tram, che poi sono quelli contrari, quelli che non lo vogliono, quelli che lo vogliono, non va bene. Cioè, Dio mio, un po' di pazienza, io cerco di fare al mio meglio per la città, lavorare col massimo della coscienza, non fare il partigiano di nessuno, ma lavorare per la città. Io ho sempre detto, il mio partito, l'ho detto anche ieri in commissione alla Camera, il mio partito, io sono un civico, il mio partito è Padova. Qui tutti quando le dici così sorridono perché dice è sempre presente al PD, è presente no, alla Rifondazione. Io sono presente dappertutto. Io sono presente dalle messe, alle cerimonie, alle feste del PD, a qualsiasi cosa, qualsiasi posto che mi invitano, io vado. Io sono il sindaco di tutti e ho sempre detto non sono un politico, io vado in qualsiasi posto in cui sono invitato. Per cui ieri sera ero a festa del PD, l'altra sera ero allo staff, cioè non vado a qualsiasi parte, non c'è problema. Certo, Basta che mi invitino. Le dico perché è una delle accuse Ma che certamente, vengono rivolte, dunque al modo di poterle chiarire, insomma. Se mi invitano vado molto volentieri a qualsiasi parte. Certo, va bene. Ieri proprio come dicevo, anticipato nel prossimo servizio, diceva che è stato a Roma per il bando delle periferie, per questi soldi che lo Stato non vuole più dare. Mi sembra di aver capito questo. Allora andiamo a vedere il servizio di Elisabetta Corazza e poi ne parleremo con il sindaco in studio. Ci stiamo lavorando soprattutto per quei comuni e quei sindaci che hanno portato avanti progetti concreti ed esecutivi, perché altri sindaci pur di portare a casa i quattrini hanno fatto il progetto sulla carta del salumiere e quindi sapremo distinguere fra coloro che hanno lavorato seriamente e coloro che invece l'hanno fatto di meno. Se da un lato le parole di Matteo Salvini pronunciate meno di una settimana fa con Selve sono state rassicuranti per Padova, visto che 9 progetti per i quali si spera di avere i finanziamenti promessi dal precedente governo sono o già in buona parte in gara di appalto o comunque il progetto esecutivo è già stato approvato, più allarmante è la risposta avuta dalla delegazione dei sindaci in udienza alla Camera. I pentastellati Laura Castelli, viceministro all'economia, e il sottosegretario Simone Valente hanno garantito solo i 500 milioni per i primi 24 comuni classificatisi al bando periferie. Padova è invece arrivata a 107esima su 124 città partecipanti, con i 9 progetti presentati all'epoca dall'amministrazione Bitonci, ovvero rigenerazione dell'intera cinta muraria, realizzazione di piste ciclabili, ampliamento della scuola Galilei di Montà, restauro del castello dei Carraresi, trasformazione di piazzale Boschetti in parco con il recupero delle palazzine Liberty, incremento del sistema di videosorveglianza, interventi nel centro sportivo Petrarca Rugby della Guizza e sistemazione del parco Basso Isonzo con il recupero del rustico di via Baiansizza. Solo per la fase di progettazione per l'acquisizione di aree funzionali ai progetti, il comune ha già speso oltre 1.600.000 euro. E se i progetti considerati strategici, quali l'implemento della videosorveglianza e il rifacimento a parco dell'area Boschetti, andranno comunque avanti, per gli altri il rischio concreto è quello di un brusco stop, a meno che il governo non permetta ai comuni di utilizzare l'avanzo di bilancio. È una bella storia che questa, sindaco Giordani. Servizio perfetto, a parte alla fine c'è un errore, ma no, adesso lo chiarisco. Allora, l'amministrazione precedente ha fatto il bando, è arrivato 107esima la città e è stato concesso un finanziamento di 18 milioni di euro. 18 milioni di euro a cui si sono aggiunti 10 milioni di investimenti privati per fare sinergia. Vuol dire un investimento per Padova di 28 milioni. Come ha detto correttamente il servizio, in più abbiamo speso 1,6 milioni di progetti. Allora, quando è stato fatto questo, è stato fatto un accordo preciso, un contratto firmato dal primo ministro, al suo tempo era Renzi, con i cittadini, con il primo cittadino, intendo i sindaci, con tutti quanti, tutta Italia, indipendente dal colore politico e dalla posizione.
Questo è un contratto, nella maniera chiara, è un contratto sotto tutti gli aspetti. Per cui non posso pensare che Padova possa perdere questi soldi. Io ho apprezzato molto quello che ha detto Salvini, vice premier. Ha detto saranno concessi finanziamenti a tutti i comuni che hanno fatto progetti non sulla carta di formaggio, ma progetti veri. Io sono tranquillo. Abbiamo fatto tutti i progetti perfetti, già appaltati. Per noi sono tutti a posto. Entro il giorno 8 sono tutti fatti, come a disposizione del governo. Io non posso pensare di perdere questi soldi, non voglio nemmeno pensare. Ieri i sindaci di qualsiasi colore politico, c'eravamo non tutti, ma gran parte, ha detto una cosa sola: se per caso il governo non dà questi finanziamenti, siamo costretti a fare ricorso al TAR, perché è un contratto che non viene reso. Non viene rispettato. Non viene rispettato, è un contratto vero e proprio. Nel mio mondo, quando ero una persona normale, che facevo l'imprenditore, se io non rispetto il contratto, mi rivolgo alla magistratura. È la stessa cosa qua, ci rivolgiamo al TAR. Tutti quanti i sindaci lo faremo, indipendentemente chi ha vinto. C'era il sindaco di Bari che è arrivato prima, ha detto anche lui lo farà. Perché è una questione di rapporto, di fiducia col governo. Come faccio a spiegare io ai miei cittadini che qualcuno mi ha tolto 18 milioni più 10 di privati, 28 milioni, e non faccio più le mura, non faccio più il castello, non metto a posto le scuole, non faccio piazzare Boschetti, non faccio video e via, non faccio le piste ciclabili? Come faccio a spiegare questa roba? È possibile? Se è un rapporto di fiducia, io ho rispetto delle istituzioni. Io, qualsiasi sia il colore politico della regione, della provincia, dell'Italia, io ho rispetto. E mi fido di quello che ha detto Salvini. Salvini ha detto saranno finanziati tutti i progetti veri, quelli non fatti sulla carta di formaggio. Io sono tranquillo, sono ottimista e penso che il buon senso in questo caso aiuti. È veramente una cosa importante, vuol dire cambiare Padova, iniziare a cambiare Padova. Già mettere a posto Piazzale Boschetti, e in questo caso possiamo farlo con le nostre finanze lo stesso, è già iniziare a rigenerare una zona importante di Padova. Sì, d'accordo. Pensate al PP1, IFIP, Piazzale Boschetti, sistemato il tutto assieme alla stazione, vuol dire che Padova cambia. È vero. Ma cosa succederà? Ho già detto. Se non no, ho capito, ma quando, mi scusi... Il giorno 11, il giorno 11 settembre? Settembre c'è l'approvazione della legge, il famoso mille Ma proroghe. lei cosa ha recepito? Io ho recepito negatività quando sono andato ieri a Roma, però sono ottimista invece. Sono ottimista perché non credo. Se ha recepito negatività, perché cosa vuol dire? Di solito lei non sbaglia in questo, se ha recepito che io ho recepito nella commissione che non c'era molta apertura in questo senso, in commissione parlamentare. Però l'istinto mi dice che il governo non ha il coraggio di portare via 1 miliardo e 600 milioni a tutti i sindaci italiani, tutti i sindaci, indipendentemente dal colore politico. Io sono un civico, c'è sindaci PD, sindaci 5 Stelle, sindaci Lega, non c'entra. Non possono togliere 1 miliardo e 600 milioni per sistemare le periferie. È importantissimo, è importantissimo. Sono soldi. Io cosa facciamo? Tutti i sindaci, cosa faremo? Tutti i sindaci fanno un ricorso al TAR, siamo messi d'accordo di andare tutti a Roma davanti al Parlamento e consegnare virtualmente la fascia. A questo punto non abbiamo più soluzione, è solo figurativo perché vuol dire fare danni. Certo, le chiedo, mettiamo l'eventualità che non arrivino questi soldi, ci sono da fare i lavori comunque nelle città, ecco, non verranno proprio fatti, a prescindere dal fatto che devo capire ancora, nei soldi in questo progetto che è un progetto di Bitonci, mi sembra di aver capito, giusto? Esattamente. Ecco, non ho capito ancora i 3 milioni al Petrarca. Non ho capito quando si fa fatica a fare uno stadio, me lo spiegherà Bitonci quando lo inviterò qui in studio, non abbiamo i soldi per lo stadio, però abbiamo i soldi per il Petrarca, riuscirò a capirlo e glielo chiederò direttamente. Ma detto questo, supponiamo la peggiore ipotesi, Sindaco Giordani, non le danno i soldi, Piazzale Boschetti ha detto lo risistemeremo noi. E anche noi. le telecamere. E anche le telecamere. È il massimo che possiamo fare, il resto, ecco, il resto non facciamo nulla. Incompiute, non si può fare nulla. Noi facendo ricorso al TAR vinceremo, ne sono certo, ho parlato con l'avvocatura, sono certo che vinceremo, però vinceremo tra 2 anni, 2 anni e mezzo. Si passa del tempo, non solo i privati non aspettano,
2 anni, 2 anni e mezzo, fanno altre cose, ovviamente. E non può essere che il governo faccia apposta per dire non abbiamo tante disponibilità economiche per tutto quello che avevano detto da dare ai cittadini quando non sono stati eletti e prendono tempo sapendo che loro che prima o dopo ve li devono dare? Infatti loro non hanno detto non gli diamo più, l'hanno spostato al 2020, che è la stessa cosa, non cambia niente, ho bisogno di soldi adesso. Ma abbiamo anche detto come sindaci, non occorre che ce li date tutti quest'anno, date una parte quest'anno, una parte il prossimo anno, perché non è che gli lavori li facciamo subito, velocemente, siamo abituati a essere lenti purtroppo, per cui daceli un anno e mezzo, però garantiscili, perché se non abbiamo una copertura della spesa non possiamo fare nulla, diventa danno erariale, anche il 1,6 milioni che ho speso, alla gente non interessa questi dettagli, ma io non posso spendere soldi dei cittadini per non fare nulla, per cui il 1,6 milioni speso in progetti è un danno se non porto avanti i lavori, è un danno erariale. Io posso difendermi solo facendo ricorso al TAR. Certo. E poi a me non piace sprecare i soldi che non sono miei. Però beh, l'ha già detto. Allora, se i soldi sono miei faccio quello che voglio, sono i soldi dei cittadini, o devo avere il massimo del rispetto. No, Sindaco, era l'unica cosa da capire se arrivano il problema risolto, invece nel caso che i soldi non dovessero arrivare in tempi brevi, il Comune si impegna comunque ad andare avanti col progetto di Piazzale Boschetti e con le telecamere. Però io credo a Salvini, lui ha detto tutti i progetti fatti in maniera seria, non scritti sulla carta da formaggio, saranno finanziati. Padova è a posto. Io ho fiducia nelle istituzioni, non ho ombra di dubbio. Però ieri era negativo, oggi ha più fiducia. Io sono sempre ottimista sulle cose. Alla fine in qualche maniera il governo darà delle soluzioni. Non credo voglia penalizzare l'Italia, perché questo vuol dire penalizzare le periferie italiane, non ci credo. Certo, va bene, allora va bene, vedremo l'11. L'11 no, ci vuole tanto tempo. Guardi, lei poi è stato presidente Calcio Padova, ne vedremo tra poco perché il 7 in Serie B dovrebbero venire riammesse anche lì delle cose incredibili. Siamo una nazione straordinaria, un po' troppo, abbiamo tutto e non ci rendiamo conto un po' delle troppo fortune. Garantista, un po' troppo siamo strani, però è una bella, io amo questa nazione. Siamo d'accordo, siamo italiani, però siamo un po' troppo amo questa città, amo il Veneto, amo questa nazione con tutte le contraddizioni che abbiamo, le stranezze che abbiamo. Io ieri ero a Roma, che città, non c'è nessuno al mondo che ha questa città. Anche quella è fantastica. Sì, anche quella però non è che sia esente da grandi critiche da parte dei media. Penso che gestire Roma deve essere una cosa micidiale. Certo. Vabbè, noi andiamo in pubblicità, Sindaco, poi al rientro ovviamente avremo tante e tantissime altre cose a chiedere al Sindaco di Padova, Sergio Giordani, voi rimanete con noi a tra poco.